Presidente, oggi un importante convegno organizzato dal Lions Club dove si parla di insularità, dei vari pro e dei vari contro. Il nostro governatore Mario Palmisano ha fatto bene a prendere in considerazione il tema dell'insularità e dell'imprenditoria come momenti di riflessione dell'associazionismo. Io ritengo che noi oggi qui a Grotte stiamo creando una grande occasione di coinvolgimento intanto delle istituzioni. È presente il Presidente della Commissione bicamerale per l'insularità, l'onorevole Calderone, è presente anche uno degli studiosi più importanti che abbiamo nel contesto siciliano, che è il professore Benedetto Torrisi. Avremo anche imprenditori di una certa importanza e soprattutto anche cittadini grottesi come i Mancuso, che possono direttamente portare la propria esperienza su quelli che sono anche i disagi di fare impresa nel nostro territorio e soprattutto sotto l'aspetto della esportazione. Infatti io ritengo che l'insularità è vista come un momento anche di freno rispetto a quello che può essere lo sviluppo economico. È vero, tutte le isole, in particolare quelle che ci riguardano, l'Italia è piena di isole e questo sottobosco di isole non va altro che talvolta anche essere un freno non indifferente alla crescita del PIL. Sono isole che in genere hanno una tipologia di lavoro che è caratterizzata solo da un settore settoriale, che è quella del turismo. E allora tutto ciò fa riflettere, perché dobbiamo sicuramente attraverso l'Europa, ecco l'articolo 119 della Costituzione, che non ha fatto altro che integrare l'articolo 174 che già l'Europa aveva giustamente con un grande intuito posto all'attenzione le isole, e adesso il concetto dell'insularità. Questa insularità che deve essere un momento di partenza e non un momento di riconoscimento di uno stato di differenza, anzi l'occasione per fare in modo che la nostra terra, la nostra Sicilia, la Sardegna e tutto ciò che riguarda le isole nel complesso dell'Europa possono diventare, col concetto di coesione europea, possono diventare veramente all'altezza del compito. Presidente Tommaso Calderone della Bicamerale, oggi un interessante convegno dove si discute da parte del Lions dei pro e contro di questa insularità. Ecco, cosa si può fare per far uscire le isole dalla loro marginalità economica? Che cosa si deve fare, non che cosa si può fare. Come lei certamente saprà, con una legge costituzionale del 2022 è stato riconosciuto il principio dell'insularità. Significa che ogni provvedimento legislativo deve pensare ad annullare gli svantaggi dell'insularità, cioè è necessario, e lo prevedeva anche sostanzialmente anche l'articolo 174 del Trattamento del funzionamento dell'Unità Europea, che tutti i provvedimenti tengano conto che questo svantaggio si deve annullare. Quindi ci sarà, a mio modo di vedere, una grande ripresa, ed è questo che vuole la nostra gente, e quindi sono molto ottimista che certamente tutto il gap di svantaggi che abbiamo avuto nel corso dei secoli, potrei dire, da qui a venire certamente le cose potranno soltanto migliorare. Sì, un convegno particolarmente interessante e importante, dove si avrà modo di confrontarci e di discutere su quelle che sono le problematiche, oltre che i vantaggi naturalmente del fare impresa in Sicilia. È chiaro che le imprese siciliane hanno da un lato dei vantaggi competitivi, delle competenze distintive importanti che sono peculiari, che sono tipiche appunto del nostro modo di fare impresa, dall'altro bisogna scontare una serie di svantaggi a partire dall'insularità. Sappiamo che le nostre imprese hanno dei nuovi competitors particolarmente aggressivi, pensiamo alle imprese spagnole, quelle greche, la Turchia, l'Egitto e non solo, che riescono a produrre a dei costi molto più bassi pensare alla manodopera. Quindi il fatto di essere in un'isola rende ancora più complicato per le nostre imprese quello di affermarsi e quindi di sviluppare, di riuscire a creare maggiore valore. Per cui bisogna intervenire. Oggi sarà un'importante occasione di confronto e soprattutto per stuzzicare i nostri governi, che a mio avviso non credo che stiano facendo delle politiche particolarmente efficienti, mirate a dare la possibilità alle nostre imprese italiane, ma del sud in particolare, a rimanere, ad avere appunto, soprattutto a diminuire tutta una serie di problematiche legate appunto ai costi delle nostre imprese, che potrebbero consentire una maggiore efficienza e quindi una maggiore competizione sui mercati nazionali e internazionali. Come valuta questa iniziativa?
Questa iniziativa l'abbiamo voluta fortemente in quanto tocca un tema molto importante per il nostro territorio. L'insularità è una delle criticità spesso che tocca tutte le imprese della nostra isola, maggiormente anche quella della provincia di Agrigento, che deve scontare anche difficoltà nei trasporti, nelle strade, nelle comunicazioni. Quindi abbiamo fortemente voluto questo, insieme a prestigiosi interventi che ci saranno durante questo incontro, affinché in maniera propositiva cerchiamo di dare soluzioni, punti di forza e sviluppare comunque la nostra singolarità che è tipica della Sicilia, dei nostri prodotti e dei nostri imprenditori. È un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto in collaborazione con il Lions Club Zolfare, che ringraziamo. Vogliamo porre con questa iniziativa la tematica sul tessuto produttivo e economico del nostro territorio. Territorio intendo territorio regionale del meridione d'Italia, ma con attenzione particolare alle isole. Parliamo della Sicilia e della Sardegna, perché oltre ad avere un contesto economico difficile, le imprese che si trovano a svolgere attività economiche in Sicilia e in Sardegna hanno il problema dell'insularità. Nel 2022 una legge costituzionale approvata dal Parlamento ha fatto sì che determinati costi legati all'insularità potessero venire abbattuti attraverso opportuni strumenti legislativi. Presente a questa iniziativa un imprenditore agrigentino che lavora e opera quotidianamente nel territorio. Ecco, come valuta questa iniziativa? Assolutamente di grande interesse quando si parla di sviluppo e si analizzano i pro e i contro del fare impresa in Sicilia, con i ritardi che abbiamo, gli ostacoli che ci sono. Fa sempre bene, lo fa sicuramente anche sul nostro territorio di Agrigento con questa iniziativa per cui ringraziamo i Lions e Sicindustria è presente con grande interesse, perché i temi sono quelli assolutamente cari alla nostra associazione.